5 milioni di euro. A tanto ammonta l'investimento per trasformare il Tennis Club Zambon nell'Adriano Panatta Racquet Club. 3 ettari e mezzo di Viale Medaglie d'Oro che diventeranno 8 campi da tennis di cui 4 coperti, 4 campi da padel aperti e 3 coperti, 2 palestre per l'attività fisica, una spa e centro benessere da 450 metri quadri e una clubhouse con ristorante, bar e piscina. Tutto entro giugno 2021 e tutto nuovo. Lì va fatto tutto nuovo, e va fatto tutto a norma, perché adesso a norma ci sta solamente la pasta da norma lì. Una struttura che sottolinea con fermezza il suo ideatore non sarà d'élite. E poi perché Panatta deve fare per forza un coso d'élite? Non ho capito. No, sarà un posto molto bello, molto efficiente, che la maggior parte delle persone possono tranquillamente permetterselo. Sarà con le quote di mercato, non è che faccia una cosa che pochissimi possono accedere, ci mancherebbe altro. Centro per tutti dove ci sarà scuola di tennis per adulti ma soprattutto per bambini, dove si potranno scoprire i campioni di domani. Dato che faremo una convenzione comune che una volta al mese, metti caso, portiamo i ragazzini delle scuole a farli provare a giocare a tennis, se vedo che c'è qualcuno che ha facilità, che ha talento, sicuramente me ne accorgo e se non ha le possibilità lo faremo giocare uguale. A sostenere l'investimento di Panatta e Philippe Donnet, amministratore delegato delle Generali, Banca Ifis, che ha anche condiviso l'idea del sostegno economico ai campioni di domani. Noi ben volentieri, come facciamo già in altri sport e in altre situazioni, daremo una mano per farli crescere. Banca dedicata alle imprese che crede nella Marca e nel Veneto come punte del rilancio complessivo dell'Italia del post-Covid. Se non ci saranno altri lockdown, io credo che il Veneto una volta ancora potrà essere una delle locomotive del paese. Soddisfazione anche per il sindaco Mario Conte, che ha confermato gli interventi per il miglioramento della viabilità in tutta la zona. La collaborazione tra privato e pubblico consiste proprio in questo, di agevolare e migliorare i servizi per poter usufruire anche di queste opportunità che i privati offrono. Progetti avviati, sottolinea il sindaco, anche grazie all'efficienza degli uffici comunali. Perché i nostri dipendenti si stanno comportando benissimo nel caso di Treviso, risultando i più efficaci, più efficienti e più presenti nel posto di lavoro in Veneto, e il Veneto è la migliore regione d'Italia, quindi se tanto mi dà tanto sono i migliori d'Italia.